Passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione per varie sedute precedenti. Leggerò il numero e il titolo, se ci sono considerazioni chiedete la parola. Allora, deliberazione verbale numero 15 del 21 agosto 2012, lettura e approvazione per varie sedute precedenti. Posso procedere? Ci siamo. Verbale numero 16 del 21 agosto 2012, determinazione di quantità e qualità di aree fabbricate da destinarsi alla residenza e all'attività produttiva e terziaria, articolo 172, comma 1, lettera C del decreto legislativo del 167/2000. Approvazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare 2012-2014. No. Verbale numero 18 del 21 agosto 2012, approvazione del programma triennale delle opere pubbliche. Verbale numero 19 del 21 agosto 2012, approvazione del bilancio di previsione esercizio 2012, relazione previsionale programmatica e bilancio pluriennale 2012-2013-2014. Qui devo fare. Poi verbale numero 20, sempre stessa data, approvazione del regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio di Pollina. Verbale numero 21, sempre stessa data, approvazione del progetto di variante del piano di utilizzazione in contrada divisa di Taviglio Ieri Natale Company SLC. Verbale numero 22, sempre del 21 agosto, approvazione del piano di utilizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 27/12/78, numero 71, in contrada Butti, Rita Carrillo, Santa, Bonafede Giovanna e Bonafede Marco. Abbiamo il verbale numero 23 del 14 settembre 2012, nomina circolatoria, riconoscimento estremo di necessità e urgenza. Surroga verbale numero 24 del 14 settembre, surroga consigliere dimissionario signora Gelvito Anna Maria. Verbale numero 25, costituzione società consultive per azioni denominata società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO numero 13, denominato governo provincia Est, approvazione del statuto e atto costitutivo, organizzazione al legale rappresentante dell'ente della sottoscrizione, che non abbiamo approvato. Ci sono interventi? Intervento o dichiarazione di voto? No, una nota. Nel verbale numero 24, del 14 settembre, Sì. Dove viene rivocata una mia dichiarazione, il consigliere Cervito viene dichiarato vicepresidente del Consiglio, invece era vice capogruppo del gruppo Democrazia, Progresso e Libertà. Sì, 24 e 14. 1, 2, 3, quarto passo, intervento consigliere. Dimissionario. Non doveva la carica del vicepresidente del Consiglio. La parte viene individuato come presidente del Consiglio. Anziché vice capogruppo. Quindi era detto che il vicepresidente del Consiglio, in realtà era vicepresidente. Ci sono? questa condizione.
sono altre... E poi di approvare uno alla volta verbali perché ci sono vari assenti nell'una e nell'altra, per cui si può fare tutto. Al poco. Tra l'altro Votiamo i due blocchi, quelli del 31 e quelli del 14. si aspetta in quelli di agosto il consigliere Zangara si è allontanato prima che si chiudesse la seduta. Fai la dichiarazione verbale, va bene. Quindi il consigliere della Zangara si astiene ai punti 20, Gli astenessi. 20, 21, Sì, 22, 2 sono. 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Qua è il No, io a metà, fino a dicembre ho votato. sei arrivato in ritardo, sei assente. Scusi, Presidente. Una mano, il consigliere Giovanni Castiglia, tu eri assente solo in un il verbale numero 15 del 21 agosto, approvazione verbale sulla precedente. Io ero assente il 21 agosto, quindi mi astengo per E però non ci bisogna, lo puoi fare con, senza alzare la mano, perché sono tutti, ci mettiamo... Di seguito, che astengo io sono al 23, 24 e 25 perché ero assente. Sei Ruzza? Sono solare. È cassata. tutti con riferimento di giudizi verbali, tutti con riferimento di 3 abbiamo il tempo E Cassataro Giorghi. Castatano ce ne sono 2. Giorghi. No, scusate, però... No, scusi. Ma questi facevano parte di un'altra votazione, quella del 14 settembre. Vabbè, ma non importa, io lo sto registrando 23, 24 e 25, perché le vuole fare un ministro? Ah, stiamo tutti assieme. Una volta che ci sono... Allora, abbiamo dichiarato tutte le estensioni, allora per il resto Si approva con le... si approva, quindi votiamo comunque. Chi è favorevole alzi la mano, votiamo tutti, con la stessa parte di Diana che si astiene. Sono Perché io il 21 non c'ero, ma il 14 sì, quindi mi astengo per tutti quelli del 21, ma approvo tutti quelli del 14. Va bene, Si può dire così, ci sono diverse cose da Se mi astengo per il 14 invece approvo. un minuto, adesso facciamo una cosa. Intanto vorrei sapere quanti sono i favorevoli. Devo dire la data mia il giorno. L'ha già scritto. Il 21 agosto non pare Presidente, sono quindi escludete la lista ci dice favorevoli 14 con l'estensione Aggiungo, ma non c'è allora detto che si chiama
del consigliere Cangelosi però per il 14. Cangelosi con riferimento ai verbali del 14 settembre, nonché con l'astensione dei consiglieri che hanno Perché Passiamo all'orchestra forte.